con coach Alfonso Miosi al termine di una partita assurda tra Athletic Club Palermo e 3M Palermo. Sicuramente tu da sconfitto sarai il deluso della serata, ma forse più che per il risultato, per il modo in cui sono arrivati gran parte dei gol del 3M. Sì, purtroppo sì. Intanto faccio i complimenti al 3M, è venuto qui con personalità ed è venuto a vincere la partita. Ovviamente non dico meritatamente, perché secondo me non hanno meritato. Hanno fatto il loro gioco, stavano dietro, partivano in contropiede e ci hanno fatto male. Purtroppo il futsal è fatto di episodi e oggi gli episodi ci hanno castigato in diverse occasioni, quindi ci può stare, ci serve di insegnamento, fa parte del percorso di crescita. Noi non dobbiamo vincere il campionato, lo dico sempre alla prima giornata, dobbiamo fare bene. Pensiamo questa vittoria, questa sconfitta, ci prendiamo quello che è di buono, cioè che perdevamo di 3 gol, abbiamo pareggiato. Poi purtroppo, secondo me, un errore arbitrale, siamo andati sotto e lì abbiamo perso la testa e abbiamo perso la partita. Ecco, adesso testa agli ultimi impegni del 2023, si va su un altro campo difficile, quello del Bonifato, che tra altre cose ha vinto di nuovo e vi ha scavalcato in classifica. È comunque un campionato molto equilibrato, anche il fatto stesso che il 3M con le sue qualità si trovi lassù non è un caso. Certo, io ho sempre detto che il 3M è una buona squadra, hanno degli ottimi elementi, l'hanno dimostrato oggi. Secondo me non sono superiori a noi, però oggi la fortuna è andata al loro lato, hanno vinto, complimenti sempre ai vincitori, e noi lavoreremo già da lunedì per recuperare le forze per sabato prossimo. Ecco, recuperare forze, e sembra quasi un disco rotto recuperare anche qualche infortunato. Ah, guarda, quello ormai nemmeno ci penso più. Forse è stata la seconda partita che eravamo al completo, l'ultima, si è rotto di nuovo Mazzola, dico un mix di infortuni che ovviamente io non cerco alibi, perché non ne cerco, però se dall'inizio della stagione non riesco ad avere mai la rosa al completo è un problema.